Era da poco passato mezzogiorno, un probabile colpo di sonno, poi lo schianto contro un tir fermo in un'area di sosta ad Arino di Dolo, sotto cui la Porsche con targa svizzera è rimasta incastrata. Morto sul colpo in un groviglio di lamiere il conducente. 3 ragazzi a bordo con lui sono stati trasportati d'urgenza nell'ospedale di Padova. Secondo le prime informazioni, il più piccolo di 13 anni, ricoverato nel reparto di pediatria, non sarebbe in pericolo di vita, così come gli altri due, un ragazzo e una ragazza di 14 e 16 anni. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Venezia e i Vigili del Fuoco da Mira e Mestre con l'autogru che hanno liberato i ragazzi dalle lamiere, il SUEM di Dolo e l'elicottero del soccorso sanitario. Inevitabili le code che hanno superato i 10 km in direzione Milano e hanno interessato anche il passante di Mestre fino all'entrata di Spinea e la A57 tangenziale fino allo svincolo Mirano-Dolo. Code anche in direzione opposta, Trieste, a causa del traffico temporaneamente fermato per permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso. Poco prima delle 14 la carreggiata in direzione Milano è stata parzialmente riaperta su 2 corsie di marcia.